Le accuse sono pesanti: rapina e sequestro di persona. A finire in manette sono due cittadini stranieri di 33 anni uno e 20 l'altro, rispettivamente originari della Serbia e della Moldavia. Denunciato ha invece un altro moldavo che però all'epoca dei fatti era ancora minorenne. Vittime del pestaggio due cittadini stranieri. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Schio, il terzetto aveva fatto amicizia con due cittadini stranieri in un locale di Sant'Orso. Si erano offerti di accompagnarli in auto a prendere le sigarette ad un distributore, ma al momento di raggiungerlo l'auto si infilava in una via buia. I due venivano accerchiati, picchiati e derubati di portafogli e braccialetto per un ammontare di 180 euro. Le vittime venivano poi lasciate a terra esanimi. A trovarli e soccorrerli solo più tardi è stato un camionista che ha chiamato il 118. La descrizione dei criminali fornita dalle vittime e dagli amici che si trovavano nel locale, oltre alle immagini delle telecamere di videosorveglianza pubblica e privata, ha consentito di individuare il veicolo e le persone a bordo, soggetti peraltro già noti, e ad arrestarli.